La scena sarda personalmente ritengo che sia tra le più forti del panorama italiano, se vogliamo dire così. Raccoglie al suo interno MC validissimi e di altissimo livello, ma non solo MC, anche producer, breaker, writer, quindi racchiude tutte le quattro discipline che fanno parte di questa cultura, appunto, che è l'hip hop. L'unica cosa è che non siamo mai riusciti a essere coesi, uniti, a esportare appunto il nostro prodotto sardo, come si fa con il vino, come si fa con il formaggio in tutto il mondo. Un po' per colpa nostra, un po' per la mancanza di interesse da parte dei direttori ai lavori, che non hanno mai dato giusta rilevanza a questa scena. Quello che voglio dire è che al di là del rap, da blogger, mainstream, influencer, nani, ballerine, bla bla bla, c'è un sottobosco underground che pulsa, è vivo. Concluderei dicendo che l'hip hop non è assolutamente morto, ma in Sardegna l'hip hop è vivo e vegeto. Take it easy, stai tranquillo, fai come ti pare. Tanto abbiamo il sole, abbiamo il vino, abbiamo il mare. Tanto anche se votassi tu, quanto puoi contare? E intanto metto su un'altra servitù militare. La Sardegna è la più bella terra da spartire. Qua il turista vuol venire, chi sta qua a partire. Per quanto riesca a uscire un giorno, torni qui, entri in crisi. Ma tu sei sardo, perciò take it easy. I primi contatti con l'hip hop sono avvenuti intorno ai primi degli anni 90. In realtà ho iniziato da solo, nel senso che non avevo nessun contatto con nessuno. Ho iniziato a sentire alla TV la musica rap, che per me era una cosa completamente nuova, mi ha rapito subito, e in particolare è stato una pubblicità dove c'era MC Hammer addirittura nei primi anni 90, che faceva una pubblicità per la Pepsi. Ho sentito questo ritmo, sono rimasto rapito. Da lì ho iniziato a interessarmi e sono incappato nel rap americano. A differenza di molti, io il rap italiano non l'ho cagato per veramente tanto tempo. I primi che mi hanno veramente fatto girare la testa sono stati Public Enemy, con tutto quello che ne è conseguito a livello di ispirazione poi per il mio rap. Perché avevano tutto, avevano il messaggio, avevano la potenza, avevano la tecnica, avevano la rivolta, avevano tutto quello che io necessitavo. Da quel momento ho iniziato a cercare ragazzi nella mia città, Sassari, che avessero lo stesso interesse. E con molta difficoltà ho iniziato a trovare qualcuno, vari compari che poi sono diventati membri della mia crew Voodoo, e con loro abbiamo creato, diciamo, un gruppo di amici prima che una crew, tante persone, circa 20 persone, che comunque ci frequentavamo tutti i giorni, quando avevamo, diciamo, 15, 16 anni, 17, 18, frequentavamo in una zona della città che è stato, diciamo, la nostra tana delle tigri per le prime tag e i primi freestyle. Abbiamo iniziato praticamente come writers, quindi io ho iniziato come writer, seguendo loro, perché loro lo facevano già prima di me, c'erano già degli esempi in città, e poi siamo tutti appassionati col rap dopo che abbiamo scoperto che il rap si poteva fare anche in italiano, grazie a un album che è La Rappadoppa, che forse è uno degli album che mi hanno stupito di più, perché ho visto che si poteva fare con stile il rap italiano. Tutto quello che c'era di rap precedente non mi interessava, non mi piaceva. Quindi La Rappadoppa per me è stato l'inizio dello stile del rap italiano, e da lì ho visto tanto, anche che c'era, essendo un mixtape, una raccolta, che c'erano tanti modi di farlo, con tanti accenti, quindi anche l'ultima persona di una provincia della Sardegna poteva fare rap.
Essere su un'isola si sa, s'accusa in questa terra detecnusa. Noi senza pari, gente del sud delle città con desinenza ari. Sudiamo sete camicie ed abbiamo sete di vincere. Voi siete fra amici, sembrate sette, mi volete convincere. Il mio rap è sicuramente ruvido, grezzo, tecnico, allo stesso tempo deve portare un messaggio ben chiaro, deve essere diretto e non per forza deve essere militante, ma nello stesso tempo cerco di seguire alcune militanze nella mia arte, perché sono cose a cui credo molto e credo che sia importante che la gente possa ritrovarsi in te quando si parla di certe particolari cose che sono in principio i diritti umani, l'uguaglianza. Su queste sono cose che ritornano molto nella mia musica. L'apertura mentale, cercare di aprire le menti, cercare di accettare le differenze, questa è una delle cose che ritornano di più. È strano come due persone possano amarsi, come due gruppi di persone possano odiarsi, come le razze e le nazioni possano farsi guerra per la supremazia e impostano scazzi. L'avidità in tutti gli uomini, poveri pazzi, vogliamo onori, mica onori e comodi spazi. Per questo odi il tuo vicino e lui vuole sdebitarsi, con altrettanto odi un ciclo che può rivelarsi. A livello di scelta musicale io mi sono innamorato tantissimo di quello che era il rap East Coast, però come c'è stata un'evoluzione mi sono interessato a tutto, perché mi sono appassionato di funk, quindi poi ho anche apprezzato quello che era quello della West Coast americana, ma poi ho iniziato ad ascoltare il rap mondiale perché si è talmente si è talmente sviluppato in tanti paesi, con tante culture, che io veramente ho abbracciato questa cultura come una cultura internazionale. Sebbene venga dagli afroamericani, credo che ci sia spazio, pagando il tributo a loro per l'origine di questa cultura, ci sia spazio comunque per ogni cultura di ritrovarsi dentro questa. Quindi credo che senza vergogna ognuno possa fare, seguendo l'esempio dei primi precursori, credo che ognuno abbia il diritto di fare l'hip hop se lo sente dentro, Il mio rap è qualcosa che è al top, ma c'hai gli artigli e se ti graffi ho raggiunto il mio scopo. Poi se ti pigli ancora bene col suono più dope, allora digli a questi stronzi che questo è l'hip hop, mica MTV. Allora back dentro al boogie del beat, frughi nel kit dei suoni dei campioni, così groovy the hit. E inizialmente il mio stile di rap era atteso comunque nella competizione, era atteso a seguire tutto quello che era la competizione dentro il nostro genere, a parlare alla gente che ascoltasse il nostro genere, mentre poi già dopo le prime demo io ho cercato, già mi stava un po' stretto questo fatto di parlare alla scena, essendo nella scena, e quindi questa è una delle cose che un po' mi ha stancato subito del rap italiano, che era un po' troppo autodescrittivo, parlava solo di sé, mentre invece secondo me, come vedevo dai miei esempi che sono sempre stati gli artisti d'oltreoceano, bisognava parlare di qualcosa di più concreto, cioè come i neri americani parlavano della loro lotta per i diritti, per pari opportunità, noi dovevamo parlare dei problemi che c'erano qua, come sardo dovevamo parlare dei problemi della Sardegna, come persona di provincia, di una città di provincia, devo parlare di questi problemi, devo parlare dei ragazzi che hanno il mio stesso vissuto, quindi parlare soltanto, fare un esercizio stilistico risultava troppo riduttivo, e quindi ho iniziato a cercare di toccare argomenti che fossero comprensibili da persone a cui non piaceva il rap. Ho ricercato, tra le persone che mi ascoltassero, io ci tenevo più che essere apprezzato da chi faceva rap a persone che non ascoltavano il rap. Questa è stata da subito una delle mie ricerche, cioè far ascoltare il rap a chi il rap non l'ascoltava,
volevo che gli piacesse la musica, ma magari loro non erano neanche appassionati di rap. È la classica cosa tipo, a me non piace il rap, tanta gente qui snobbava il rap, in questa provincia tantissimo, nel senso che tuttora quelli della mia età che ascoltano rap sono veramente pochi. Eppure io voglio fare musica per adulti, cioè non ho intenzione di fare tutta la vita il rap per ragazzini, l'ho fatto quando ero ragazzino e mi piacerebbe che, insomma, che in generale tutti i rapper italiani, anche che sento, trovo assurdo che ancora facciano il rap per ventenni quando hanno 40 anni, ognuno ha la sua età e l'hip hop cresce anche come cultura, quindi è giusto che ognuno rappresenti anche la sua generazione. Desvenda das barreiras, tenha fé. Para ser, para crer, pra viver o que quiser. Segre sua luz, tenha fé. Lute pelo que tu acredita, amém. Se desprenda das barreiras, tenha fé. Para ser, para crer, pra viver o que quiser. Segui la tua luce, segui la tua di luce, che poco importa ciò che di te la gente dice, che solo poca gente crede in te come asserisce, perché soltanto qualcheduno il viaggio tuo capisce, e certe scelte devi prenderle da solo e prenderle al volo, credere in te stesso per spiccare il volo, e molta gente non capisce il tuo lavoro e crede in te solo, quando credere in te fa comodo a loro. Da quando c'è stata la presenza di un PC in casa ho cercato di mettere questi programmi di audio e imparare le prime tecniche per campionare e niente, sono usciti i primi esperimenti che però già portavano dentro quello che è l'identità musicale che ho adesso, cioè il campionamento dei classici jazz, funk, perché lo vedevo dai gruppi americani che mi piacevano, quindi volevo fare lo stesso, volevo fare non uguale, ma volevo fare il loro procedimento e quindi è questo che mi ha ispirato tanto all'inizio, quindi la musica mia è ricca di funk, di jazz, di soul e a questo ho aggiunto con la mia ricerca musicale un sacco di altre influenze world, diciamo, cioè musica comunque sempre difficile da scovare, il classico digging in the crates, cercare proprio dei dischi che nessuno potesse quasi riconoscere, e di musica anche world, musica etnica, musica sarda, qualcosa che mi rappresentasse o che mi piacesse. Questo è quello che tutt'oggi è lo stesso ingrediente che metto nelle produzioni ed è quello che mi piace fare. Già lo sai che ti piglia Balubulu che se Europa fa vedere in TV l'idina hanno bene fare tutta un'altra curva non vero travaglio, non venuta viva già lo sai che ti piglia Balubulu che se Europa fa vedere in TV l'idina hanno bene fare tutta un'altra curva non vero travaglio, non venuta viva. La scena sarda è sicuramente una delle più prolifiche e potenti d'Italia. Il fatto che ci siano tanti dei precursori dell'hip hop italiano e del rap italiano che siano di origine sarda anche in continente è una nota, ma qui stesso ci sono stati tantissimi fortissimi artisti che hanno dato il loro contributo a livello locale e a livello anche italiano. Io credo che il problema un po' della Sardegna è il suo isolamento, ma oggi meno perché con internet abbiamo la possibilità di arrivare con più facilità a tutti. Però a suo tempo è stato un problema anche essere riconosciuti come dei pionieri, dei precursori. Tuttora l'Italia un po' purtroppo, anche nella scena italiana, un po' ignora, un po' fatica a ricordare chi sono stati i precursori, anzi fatica a ricordare che tra i precursori ci siano stati dei sardi. Per quanto mi riguarda, Sassari ha una scena potente nella breakdance, nei DJ, nel rap, almeno dalla fine degli anni 80, primi 90. Altre realtà in Sardegna anche prima, Nuoro veramente a metà degli anni 80, Cagliari probabilmente lo stesso. Sono delle scene dove prima non c'era una grande facilità di contatto, ci si incontrava in certe riunioni, in certe jam, ma comunque la gente ha sempre da subito collaborato, ha lasciato da parte i vari campanilismi e c'è sempre stata una volontà
in questo genere di accomunarsi. E infatti grazie proprio a questo viaggio che ho visto nelle prime riunioni, nelle prime jam, dove ci si incontrava tutti, writer, beatboxer, breakdancer, rapper, produttori, DJ. Grazie a questo viaggio che ho avuto all'inizio, quando avevo 15-16 anni, abbiamo voluto creare, io ho dato il nome al 4MAQ, 4 Muri, 4 Arti, 4 Quarti, era il nome di un mio CD, che poi è diventato il nome di un movimento, che ora è diventato un'associazione culturale, che serve per promuovere appunto eventi con finalità di aggregare, con funzione di propagare la cultura hip hop dei sardi, della Sardegna, di tutte le persone che vivono in Sardegna a cui piace fare hip hop o piace comunque confrontarsi su questa cultura. Quindi questa è stata un po' l'origine anche di questa associazione. Questa associazione, questo movimento hanno dato vita anche a documentari, a video, a eventi che insomma sono riusciti nel corso degli anni, e ovviamente anche un festival che ormai è arrivata alla 13ª edizione, che sono riusciti nel corso degli anni a riunire gli appassionati di questa cultura, ma senza avere la volontà di dare una guida in questo, soltanto rappresentando tutte le varie realtà che c'erano a nord, a sud dell'isola, e riunirle nello stesso posto per dare spazio a nuovi talenti, a vecchi pionieri, a chiunque avesse voglia di rappresentare, diciamo, la sua cosa, come si dice, di rappresentarla in un unico contenitore, che era appunto l'evento del 4MAQ. Sono quello che ti fa il rap, quello che ti parla, quello che sa mandarla. Questa rima che testarda, che tratta di tutto e non puoi non ascoltarla. Quello che lo è, che lo sa, che lo dà, quello che lo fa per la comunità, quello che si sa, che lo fa per la città e per la gente che è aperta di mentalità. Sono quello che ti fa il rap, quello che ti parla, quello che sa mandarla. Questa rima che testarda, che tratta di tutto e non puoi non ascoltarla. Quello che lo è, che lo sa, che lo dà, quello che lo fa per la comunità, quello che si sa, che lo fa per la città e per la gente che è aperta di mentalità. Il rap è sicuramente competizione con gli altri che fanno questo tuo genere, perché la competizione è l'anima, diciamo, della nostra arte, perché è grazie a questa che tu cerchi un nuovo livello. Però non è tutto competizione, è anche propagare dei messaggi che sono importanti per la nostra gente, per la nostra generazione, per la tua comunità. Quindi questa è una cosa da equilibrare sempre. Molto spesso si critica le nuove generazioni, perché questo è un genere che le nuove generazioni cercano sempre di buttare giù dalla torre del re, nel senso che cercano di arrivare con qualcosa di nuovo e molto spesso non rispettano il passato. Questo soprattutto è venuto con gli ultimi sviluppi di generi come la musica trap, eccetera. Io credo che in realtà aspetti un po' a chi è arrivato prima a cercare di portare avanti una cultura che sia ordinata, diciamo, che dia dei valori in fondo positivi, nel senso valori di comunione, di comunità, di stare assieme, soprattutto, che l'hip hop ha dato a noi e quindi dovrebbe dare anche alle prossime generazioni che si vogliono cimentare anche nelle arti. Credo che sia importante essere aperti e non troppo chiusi rispetto ai nuovi arrivati, perché tutti noi siamo arrivati cercando di portare qualcosa di nuovo quando abbiamo iniziato. Tutti noi volevamo avere una corrente diversa, fare la differenza. Quindi questa esuberanza dei ragazzi va assolutamente presa a cuore, anzi spinta al massimo. È importantissimo, perché non si può pensare che tutti nasciamo già con i concetti giusti e non facciamo gli errori, perché tutti li abbiamo fatti, e poi soprattutto quando sei giovane è il momento in cui si forma la tua personalità ed è giusto anche fare gli errori. Io stesso ho scritto delle cose che oggi non scriverei più, è normale. E quindi non sto mai a condannare quando c'è un nuovo stile musicale, quando c'è un nuovo modo di cantare. Tutto fa brodo, nel senso che c'è spazio per tutti e
se portato a un livello alto diventa arte. Dunque veramente spazio a chiunque abbia voglia di portare innovazione e cambiamenti. L'unica cosa è importante sapere da dove si viene, cioè l'unica cosa che mi piacerebbe da chi si cimenta e vuole fare rap o derivati del rap è sapere da dove viene, cioè portare sempre un grande rispetto per chi ha iniziato, per le cose che sono state fatte e sapere, farsi una cultura, sapere perlomeno perché stai facendo quel genere, perché canti in quella maniera. E ultimamente ho visto che c'è un po' di distanza, quasi c'è un revisionismo, si vuole creare dei movimenti che siano nuovi, che non abbiano contatto con quello che era precedentemente. Però lo stesso punk ha dato rispetto al rock, cioè per quanto sia di rottura bisogna mantenere una radice, bisogna tenere saldo il fatto che veniamo tutti da quella radice e uniti possiamo essere solo più forti. Quindi alla lunga credo che tutte le varie correnti, mode possano ritenersi comunque facenti parte dell'hip hop. Ho tolto i sogni e messo i soldi nel cassetto. Passo il tempo a contarli perché il tempo è denaro. Non mi vesto, investo sul mio armadio, sulle Nike. Il mio Instagram sembra Ice Nobody. Dico che è meglio un giorno da ricco, non punto il dito al cielo, io voglio il cielo, capito? Io mi definisco un rapper abbastanza semplice. Abbastanza semplice perché ho un modo di scrivere metricamente semplicissimo. Mi sono avvicinato al rap in realtà come ascoltatore sin da ragazzino, però in realtà come rapper ho iniziato abbastanza tardi rispetto alla maggior parte dei miei colleghi coetanei. In realtà credo che la differenza più che altro sia non solo l'età rispetto agli altri, ma anche il fatto che io venga da un ascolto di un altro tipo di musica. Fondamentalmente non ascolto granché rap, se non magari quello che mi riguarda in prima persona, ma ascolto più che altro magari rock o comunque altri generi. Anche quando devo andare a delle serate prediligo altre serate. A chi mi sono ispirato? Difficile a dirsi. Quando ero ragazzino mi piaceva un sacco Neff, gli OTR, un ragazzino come tanti, cresciuto qua. Ovviamente tutti gli esempi sardi, essere razza, prima, 20 Spessa e dopo, che poi sono diventati anche i miei amici. Quindi loro diciamo che sono stati la mia scuola come rapper per quanto riguarda la Sardegna. E per quanto riguarda il resto, la parte fondamentale l'hanno fatta i Cypress Hill. Io appena ho sentito i Cypress Hill sono uscito fuori di testa. Ho appena sentito il loro album, ho appena sentito 3, Temple of Boom, io sono esploso, ho detto io voglio fare questo e in realtà poi ho capito che in realtà il mio genere, quello che avrei voluto veramente fare all'italiana era quello che faceva Prodigy e Alchemist. Per me sono stata proprio la combo definitiva del rap, cioè loro sono stati l'apice del rap e io prendo spunto da quello. Ovviamente il rap italiano è completamente diverso dal rap USA, ok? Quindi parole molto più lunghe, concetti da esporre in maniera completamente diversa e quindi mi sono creato un mio stile. Ovviamente è impossibile non avere dei punti di riferimento. Ti ripetevo prima che sono super amico dei 20 Spessa, quindi Ibo, J.O. e Tao sono stati la mia scuola qua. Ibo per quanto riguarda il rap e la metrica, J.O. per quanto riguarda lo stile, Tao per la foto. Per me loro sono il gruppo numero 1, cioè per me SXM e Cagliari Crolla. Io quando ho sentito Cagliari Crolla qua ho detto qua c'è possibilità di fare rap come piace a me, non solo da ascoltatore ma come rapper, e lì ho pensato di poterlo fare anche io e credo di esserci riuscito. La mia gente a cazzi, scazzi, mazzi, smazzi, sembriamo tutti pazzi, ma pazzi per il bis e per lo show. Pago col sorriso e striscio se sotto il logo c'è scritto Paris. Più che divo dal vivo sembri DiCaprio, redivivo, scrivo e sei più morto che vivo. Caput, QSC, Caput Mundi, prendi appunti. E Monte Carlo Ivo. È paradossale che ci sia io come giudice di un contest di freestyle perché non sono capace di fare freestyle, non ho mai fatto freestyle in vita mia, anzi no, una volta ubriaco con Lazzino, alla Lazzino. Credo che il freestyle
in questo senso i contest dove ci sono i ragazzi che danno tutto per una battle che non è invece, in realtà è tutt'altro che una battle, è soltanto un modo per socializzare, per avvicinarsi a questa cultura, credo che sia una roba fighissima. Io sono andato a 1000 battle di freestyle, non ho mai partecipato a uno perché, ripeto, non mi è mai interessato, non sono neanche capace, non ci ho neanche mai provato, ad essere sincero, quindi probabilmente per me non è stato fondamentale, però credo che sia il modo più semplice per avvicinare le persone al rap e alla scrittura. Alcuni hanno avuto dei problemi dal freestyle alla scrittura. È stato per anni una stronzata che circolava, chi è forte a fare freestyle, non sa scrivere, poi è arrivato Enzi e tutti sono stati zitti. Ma dicevo prima Lazzino, Lazza, Amy Schilla e tanti altri grandi anche esponenti qua che sono stati prima fortissimi freestyle e poi hanno sfornato dei bellissimi pezzi o dei dischi veri ricchi, eccetera eccetera. Credo che sia una forma fighissima per avvicinarsi alla cultura e socializzare. La battle è figa. È figa perché ti mette subito su un palco con un microfono, anche se magari in quel momento non te lo senti. Capita come se ti spingesse, come se ti dicesse: lo senti questa forza che hai dentro, ecco. È figo. Conosci gente, stai su un palco, rapi, ascolti bella musica, DJ, ragazze, birra, figo. Secondo me è il modo più figo per avvicinarsi, senza ovviamente scordare il fatto di doversi allenare, scrivere un sacco di strofe di merda prima di fare una strofa figa. Ecco, il freestyle è la roba più istantanea. E quindi ho detto di sì subito per fare il gioco. Vuoi cantare, contare, conta fino a me che valgo 10, 10, Nadia con maneggi. E guarda come match, coglione. Ho una Nike per ogni bubbone che in faccia. Qui è sulla traccia e a far rime vi faccio il culo ad uno a partire da voi conigli. Scappate, vi acchiappo e vi faccio il culo. Cagate come i conigli a palline. La scena sarda secondo me è una scena top. Una scena top per un sacco di motivi. Ovviamente siamo i più sfigati in Italia per un semplicissimo motivo che è il mare, la lontananza. Questo è stato secondo me il nostro punto a sfavore, ma anche il nostro punto a favore. Il fatto di essere lontano dagli altri, dover dimostrare agli altri di dover fare di più per arrivare, ci ha spinto ad essere, secondo me, in proporzione più bravi degli altri. Perché qui siamo 4 gatti, siamo tipo un terzo, in tutta la Sardegna siamo un terzo di Milano, della scena milanese, e comunque abbiamo tirato fuori un sacco di artisti in 20 anni che hanno fatto la storia del rap. Essere razza, Menti Spes, il Menir per quanto riguarda il rap in lingua, il Valentia, oppure la Macete e Johnny Nostro. Più tutti i rapper nuovi che ci sono adesso, nuovi per modo di dire ovviamente, ce ne sono tanti, potrei citare Uzi che ha avuto la possibilità di fare un sacco di roba fuori, come Mataman che lo stesso ha fatto featuring di spessore, eccetera eccetera. Siamo sempre stati ben visti, l'unica cosa che ci manca è il gap fisico che ci tiene lontano dai grandi centri di rap italiano che possono essere considerati magari Roma e Milano. Però secondo me è una scena super fresh perché ha tutto, ha i testi, agli argomenti, sempre per quanto riguarda il rap considerato più da battaglia o per quanto riguarda il rap conscious, abbiamo tutti noi. Abbiamo i personaggi di spicco, dicevo prima la Maceta, Salmo ora è il numero 1. Il numero 1 non ci sono cazzi per gli altri. Abbiamo tutto, l'unica cosa è che non riusciamo a colmare quello, e neanche con internet qualcuno ci è riuscito magari a avvicinarsi un po' di più, qualcuno con i talent, qualcuno in maniera un po' più dignitosa per quanto mi riguarda, però comunque ci stiamo provando e credo che potremo dare dimostrazioni in futuro anche di non essere soltanto essere razza o Isla, di non essere soltanto Macete e Salmo, ma di avere tanto altro da dire. Credo che nel nostro piccolo il nostro contributo l'abbiamo dato ampiamente. Se mi vorrei
resti morto, va in fila. Rimo come gli anni d'oro di Cacà al Milan. Vinco tipo chi spaccia ma non se la tira, perché sono uno che spacca ma non se la tira. Mi hanno detto quello che fai torna indietro, ed è per questo che in giro avete una mano dietro. La mia gente in giro con le pietre addosso, qua in zona mia sembra di stare a San Pietro. È una vita che spacco e per questo mi spacco. Tu giochi col taglio, finisci tagliato, il mio crew è accavallato. Il mio approccio al rap in linea di massima è una cosa molto, diciamo, sul momento, nel senso, in linea di massima sento una base che mi piace e non penso magari a un argomento, provo più a scrivere, a buttare giù qualcosa e poi se vedo che un discorso comunque fila o comunque se può essere una cosa figa, la sviluppo, modifico parti, faccio cose, però non sono uno di quelli che per dire scrive tanto a caso e poi mischia le cose scritte a caso, oppure comunque si porta i testi già pronti, perché appunto preferisco avere un approccio più di impatto sulle tracce che scrivo. È l'istante in cui ho capito che ti avrei persa davvero. La testa mi ha tradito, un nemico nel mio pensiero. Se ci penso non rido, apro gli occhi, vedo nero. Che la vita fa schifo ma noi non siamo da meno. I baci che sanno di vodka, io sono abituato a avere sete. Dovresti saperlo bene baby, anche oggi che non siamo niente. Se capitasse un'altra volta, io vorrei non fossimo come te. Ma luna piena che illumina questi passi sicuri a seguire gli altri senza mete, col cuore che brucia, il cervello assente. Per questo, come detto, lavoro principalmente in studio, partecipo anche attivamente alla produzione delle basi, spesso con Rick, con le persone con cui stiamo lavorando, e questo è il mio modo di lavorare, questo è il modo che mi piace per sviluppare le mie canzoni. Per quanto riguarda le mie tematiche, alla fine sono le cose che vedo, la vita che vivo, ho influenze dal rap americano, tante, principalmente da artisti gangsta rap, comunque trap. Per questa roba sotto come crackhead, dentro la trappola c'è tutto un market. Faccio piazza pulita, voglio tutto in oro il mio mitra. Mackie Leven col banana clip, sento le sirene, non sono più qui. Siete bravi con i ti piacciono i coni flow a canne mosse con i pallettoni. Faccio i buchi in testa, forse poi ragioni. Per quanto riguarda le influenze, ne ho sempre avute poche dal rap italiano, benché mi sia comunque piaciuto tanto in passato il rap italiano, ora un pochino meno, a parte qualche artista che comunque seguo attivamente, qualche mio amico e qualche artista che mi piace, però ora non tantissimo. Invece quella scena americana è quella che mi interessa molto 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 di più. Gli artisti che mi hanno detto di più in passato penso siano agli esordi Snoop sicuramente, perché essendo di Cagliari comunque siamo tutti quanti un pochino più spinti ad andare verso quella roba lì, come sonorità, argomenti eccetera. E poi lui aveva l'approccio proprio gangsta che mi ha dato la carica giusta, diciamo. Non mi conosci e non sai niente di quello che in realtà vivo. È differente l'obiettivo, non mi importa ciò che scrivo. Ne ho soltanto 16 battute, vi smentisco tutti. Chi ha nascosto il proprio viso per sparare merde insulti. In fondo di me non sei un cazzo, sento voci niente altro. Riconosci la mia voce, il mio new era il tatuaggio. Mentre ora mi sono spostato un pochino, gli artisti che mi piacciono di più per dire sono Ross, penso che si possa anche capire, Meek Mill, Jeezy, i vari Pusha T, Fabulous, perché hanno uno stile che penso si rispecchi tanto nel mio stile, in quanto, per dire, Fabulous lavora moltissimo sul wordplay, anch'io ci gioco tanto, gli altri invece trattano tematiche molto di strada che anch'io tratto tanto. Questo è quello che mi piace. Mi piacciono le barre street rap che parlano di cose proprio di strada con giochi di parole fighi. Questo è quello che mi piace ascoltare e quello che mi piace pure fare. Cassato racica in titanio e mostro occhio nel petto. Spunta nelle vene, inchiostro, non posso fermarne il getto. Bevo sta boccia, goccia dopo goccia, accendi il fuoco, tanto brucia dentro, tanto mi dà forza, resto in gioco. Pure se mi crolla tutto sotto i piedi, niente come credi, non mi vedi ma senti la scossa. Penso che la scena sarda sia
di molto valore, perché essendo sempre stati molto isolati abbiamo sempre avuto bisogno di fare le cose più fighe per farci notare, c'è sempre stata molta competizione, anche se comunque siamo un pochino turrati, diciamo. Però diciamo che questa essere isolati comunque ci spinge a impegnarci di più per tutto quello che facciamo. Infatti da qua escono comunque artisti con i coglioni in tutti i campi. Penso di avere un buon rapporto con tutti i principali esponenti della scena. Ora collaboro attivamente con Lil Pini, ho tanti amici, penso ci sono molti ragazzi giovani che valgono tanto, te ne posso dire 3 per dire, cioè Dizzy, Jim, che sono Fratelli Banlieue, e poi c'è un ragazzo con cui ho collaborato in 3 tracce finora, che secondo me è fortissimo ed è anche giovanissimo, ed è Darko, che secondo me ci daranno soddisfazioni in futuro. Lastra-me qua, dimmi lastra-me qua. N1 Meidin, Molotov su Moleskine, Machine Decree, rappel Muhammedin, Mesrin, enemy public sulle maschine, Meskin, rapper in Swahili, Nami, Tif Team, da Mukin a Mergellin, e The Kill, calibro 9 con Moschin, e The Kid, sulle nuvole col Moschin, non paragonare i tuoi delitti a me, Medellin. È un po' difficile dare una propria definizione dello stile. Posso dire che negli anni si è evoluto il mio modo di elaborare, di approcciarmi al pezzo, alla canzone, per il semplice presupposto che in precedenza, non avendo uno studio e la strumentazione mia da utilizzare, io mi limitavo a scrivere, quindi davo maggiore importanza al contenuto, e negli anni, anche sulla base delle critiche che ho ricevuto, lentamente cerco di arricchire più la forma, sia nello studio della voce, sia nelle metriche che utilizzo, che impiego. Secondo me il giusto connubio sarebbe arrivare a un punto di incontro, a un buon livello tra entrambi. Penso di aver privilegiato più il contenuto che la forma, anche alla luce della dinamica degli stessi pezzi miei che ho fatto sino a questo momento. Penso che il discorso debba essere fatto complessivamente in relazione al pezzo che tu fai, che deve essere valido sotto tutti i punti di vista, cioè sia a livello musicale che a livello contenutistico, per consentire anche sulla base di quelli che sono i mezzi che hai a disposizione la riuscita massima di quella che è la musica che tu fai e che vuoi promuovere, che è espressione in te stesso. La necessità è quella di raggiungere una complessità musicale sempre maggiore mano a mano che io mi approccio al genere e arricchire sia a livello lirico che non il mio rap. Quanto è il veleno che inonda questa città, potresti dargli un nome e dotarlo di identità, potresti dirgli come resistere all'aldilà, giustificando ai figli ogni tipo di infamità, farvi i cazzi loro in fondo è la priorità, se chiunque qua di nuovo è comunque in disparità, siete subumani regrediti al primo stadio, più che sentire voi vedo cosa passa in radio. Per quanto riguarda invece le origini, io mi sono approcciato all'hip hop, diciamo, in maniera molto inconscia, nel senso che mi sono approcciato quando avevo intorno agli 11-12 anni e in una maniera totalmente decontestualizzata rispetto alla cultura, nel senso che giravo con le persone nel mio quartiere, andava di moda che ciascuno di noi avesse una tag e la scrivesse sul muro. Non riuscivo a ricondurre questa cosa a un qualcosa di più grande, però è stato utile, diciamo, in quel periodo per comprendere un concetto che è fondamentale, che è quello di appartenenza a qualcosa, e in quel caso era al proprio rione, perché poi il discorso era legato a un confrontarsi con le altre cricche e vedere che cosa concretamente queste facevano, sia a livello di tag che a livello poi successivamente di pezzi. Da quello poi ho scoperto il rap e successivamente tutto quello che come dire, è collegato e connesso a questa disciplina, a questa
cultura. Le posso dire però che conosco il rap che rispetto al writing o al break o al DJing non ho mai approfondito a un punto tale come ho fatto con rap lo studio di queste discipline, quindi mi posso reputare, cioè, figlio della mia generazione, cioè di una generazione che ha conosciuto il rap, è nata col rap e non è nata nell'hip hop in un contesto complessivo che era quello dell'hip hop. Per ogni verità sai che sto patendo, solo Dio saprà se rimedierò crescendo a tutta questa infinità di sbagli. La persona che ho pensato di essere per anni corre dietro le mie bugie, non potrò campare mentendo, restando da parte sulle mie. La storia si ripete, il ciclo delle scelte, scritto nelle stelle in una notte di follie. Per quanto riguarda la scena sarda, invece, occorre considerare una cosa, che qualsiasi scena per essere considerata tale deve essere viva, deve essere vissuta dai partecipanti e non, nel senso che è necessario che ci siano dei punti di aggregazione, dei punti di riferimento, delle occasioni in cui le persone si possano confrontare, e questo si traduce nel fatto che ci siano dei locali attivi sul territorio, così come radio o mezzi che possano permettere alle persone che fanno musica, perché io mi limito a questo discorso prescindendo dal writing o dal break o dalla break, insomma, che ci siano posti in cui il prodotto che tu fai venga presentato in maniera decorosa. Secondo me 10 anni fa, rispetto al periodo in cui io mi sono approcciato in un certo modo a questa cosa, alla musica, sono venuti a mancare, perché se pensiamo a 10 anni fa in cui eravamo presenti, non parliamo di Cagliari, col Titti, i Twister o tutti i locali del Poeto, o lo Spazio Rosso a Sassari o il Beat Street a Nuoro, tutta una serie di posti in realtà che avevano un indirizzo, una destinazione votata a promuovere musica di un certo tipo. Allo stato attuale questo non c'è. E perché? Perché le persone fruiscono della musica su internet e quindi essenzialmente non hanno più l'input e la voglia di uscire e divertirsi, anche perché gli eventi, a causa del fatto che pochi erano i soldi, non avevano una grande qualità, non erano diciamo sufficientemente interessanti da invogliare le persone a volerci partecipare. Quindi di conseguenza quello che dico è che questo è il presupposto essenziale perché la scena possa definirsi tale, e poi si può parlare degli artisti, cioè chi è realmente valido in Sardegna. Secondo me ci sono tutta una serie di artisti validi e ci sono tutta una serie di artisti che non sono validi. La validità sta nel fare la differenza, nel dare un qualcosa in più. In Sardegna ci sono varie persone che tengono conto delle cose importanti, cioè di fare dischi, di suonare bene in live, e persone che si basano sull'apparenza, su video che sono solo di passaggio rispetto a un fenomeno, un qualcosa che è ben più complesso e che non necessariamente ti deve dare un qualcosa, ti darà per forza un riscontro. Quindi io penso che le cose devono andare di pari passo e sia la maturazione di un artista debba quindi andare di pari passo con un'evoluzione generale di una serie di strutture, di eventi e occasioni che devono portare, diciamo, questa scena a rivivere, a essere vissuta bene, ok? E non quindi come sola forma di affermazione individuale dell'artista. Permetti questo ballo, il piacere è tutto mio. Per star con te ho preso lezioni di danza da Dio. Durerà poco il tempo di un addio e non innamorarti mai di me, a meno che non lo sia prima io. Sei una su 1 milione come Alia, ti inseguirei sopra Plutone finché non sarai mia. Sai, Plutone non è più un pianeta, è stato declassato. Andiamoci ugualmente in memoria del suo passato. Non è successo lo stesso anche a noi, lo senti? Il mio cuore è già spezzato, vuoi danzare sui frammenti? Il mondo non ci interessa, le sue voci mononote. Sono un lupo solitario, principessa mononoke. Io ho iniziato a Sassari nel 1996, avevo 14 anni. Ragazzino inizio, più o meno all'epoca, ultimamente non so come sia magari, però inizio a fare freestyle con i ragazzi nei campetti, nei parchi e via dicendo. Prima di poter registrare delle robe è passato qualche anno, come ispirazione da ragazzino ero fissatissimo con Neffa, Chaos, Akhenaton, gli I.Am, i Mobb Deep, quindi io ho sempre
avuto una predilezione per quel tipo di rap un po' più intimista, più triste, magari un po' malinconico. Mi piacevano molto quei tipi di pezzi là. Poi col passare degli anni, quando con Nep abbiamo fatto Al-Kagubba, siamo passati a un tipo di rap più muscolare anche, quindi ho dovuto dare anche sfogo, che ne so, a alcune mie... ho dovuto anche iniziare a fare punchline, no? Tante queste cose qua che all'epoca andavano molto, era anche il tipo di rap che c'era al momento, quindi negli anni 2000. Ha saputo il gusto della condanna, noi sui beat, campioni degli 80, la gente piena house, non ha senso una gamba, mi vede e mi fa, è là come Rihanna, ci sto dentro dalla fine dei miei 14 anni, panchine con tossine, scambioline per grammi, con tutto quello che la scuola non ti insegna, mi grido mentre il resto del mondo indormi sveglia, come suona la sveglia, alle 8 con gli occhi gonfi, io sono leggenda, la notte fuori coi mostri, tutto ti flash, da Crash Bukowski, chiudo i social network, e resetto i cazzi vostri. Adesso, dopo un po' di anni di inattività, sono un po' ritornato, mettiamola così, e sono molto fissato con i suoni della trap moderna, però a me piace molto tipo roba francese come i PNL, mi piace molto quella roba lì, cioè cerco comunque di fare queste cose in maniera più adulta, cercando sia il ok autotune, ok 808, ok i suoni canonici della trap, però filtrandoli attraverso la mia visione di una persona di 37 anni, quindi, e non cercando di scimmiottare un approccio giovanilistico che non avrebbe assolutamente il senso di esistere, almeno per me. Restiamo fuori Berghain, siamo dentro Versailles. Il tetto va a fuoco poco prima che ci sposassimo. Mi sembra il massimo e a tutta sta bellezza morta nessuno ci pensa. Finché togli gli occhi rossi e c'è il filtro Valencia. Guarda quanto bel passato, prendiamoci quel gelato, algida e dorato ed un po' di ammontigliato. Si è anche prosciugato il lago, bianco e nero giochiamo ad Hotel Iago. Proprio qui, yeah, lasciami così, yeah, fino alla fine, come niente fosse, fra mille foto mosse, che non so più son figlie, fatti senti, yeah, tipo anche domani ci penserò, ma fammi dormire. Ho sempre pensato da ragazzino che i testi avrebbero dovuto avere degli argomenti potenti, forti, no? Tipo vedevi il rap come un'arma, queste fissazioni qua. Poi sono passato, come abbiamo fatto con la Kagubba Antares, lì c'erano, che ne so, metà testi più di cazzeggio, mettila così, altri di rappresentanza, ovvero quelli dove sono punchline, dove si fa braggadocio, come dicono in America, e poi anche la parte sociale, no? In cui fai un po' di critica sociale, queste robe qua. Ora è cambiato molto per me perché ho capito che molte cose le avevo già dette, e siccome non ho voglia di ripetermi, sono passato a un approccio totalmente diverso, che io inizio a scrivere, mi lascio trasportare dalle sensazioni, scrivo anche cose nonsense, ok? Perché adesso secondo me conta più, per quanto mi riguarda, la musicalità che dare un senso definitivo, perché è molto più bello magari fare un testo che non abbia un filo conduttore preciso, che però lascia anche all'ascoltatore la possibilità di incastrare dei pezzi del puzzle in mezzo. Puoi anche riprenderti le chiavi, ed io sono solo con te. Non trovo le parole per, ed io sono solo con te. Lasciamo il cuore in Antartide, ed io sono solo con te. Ed io sono solo con te. Ed io se sono solo con te. Prima magari pensavo a scrivere un testo con un capo, una coda, quindi con una definizione magari dell'argomento che veniva sviluppato nel corso di quelle 16-24 barre che scrivi, quando scrivo una strofa ovviamente. Adesso invece parto ad esempio da un titolo a caso che magari non vuol dire nulla, per dire, che può essere, che ne so, anche un mio pezzo si chiama Foradada, per dire che è una falesia che è sulle coste di Alghero, non di Capocaccia. E da lì, cioè, ho fatto il mio viaggio, no? E ho iniziato a parlare di tutto e di niente, vado avanti e indietro nel tempo, cioè... Sei qui accanto, ti saluto, ma non ti conosco. Sì che non sei tu, sono quasi insicuro. Ti ho visto da qualche parte laggiù nel futuro. Esprimi un desiderio, sono semiserio. Vuoi andare sulla luna, scegli l'emisfero. Che davvero mi chiedi se ci sclero. Sto bene qui, potrei dormirci un giorno intero. Io voglio creare una cosa che non sia legata a
a un argomento predefinito, bensì a una sensazione, che ci sia proprio un mood che si senta nel pezzo. E secondo me questo tipo di lavoro mi piace molto di più, mi gratifica molto di più. Soprattutto lo reputo il metodo di lavoro che poi è comune a molti artisti di adesso, cioè è molto moderna come cosa, quindi io cerco sempre di rimanere al passo, altrimenti farei sempre queste canzoni di 15 anni fa, faccio le cover di me stesso e sarebbe finita lì. Dimmi che anno è, dimmi da quanto sono sveglio. Nomi perché mi conosci, noti perché mi conosci meglio. Fino a particolare, maschera casual dalle lacrime, sono particolare. Monocoso indispensabile, niente, non serve per niente. Come dire mi dispiace, come dire per sempre. Poi non cerco nessuno, incontro mano sulla 131. C'è questo pensiero che un freestyler non sia un bravo scrittore di testi. Ok, ma quello lì è bravo facendo freestyle, quindi magari con le canzoni è meno bravo. Io penso di essere sempre stato più bravo scrivendo le canzoni che facendo freestyle, per quanto mi riguarda. E mi è un po' pesata sta roba di essere catalogato come freestyler. Anche perché, detto sinceramente, io odiavo andare alle sfide. Perché dovevi andare lì, conoscevi qualcuno, e insulti la mamma, e ti insultano la fidanzata, e magari bisticci. A me pesava sta cosa. Cioè a me piaceva quella cosa di freestyle, quel tipo di freestyle fatto top of the head, che uno andava come tipo Nefa 1212 nel 96-98, e tu sentivi questi freestyle lunghissimi, di questo che prendeva, improvvisava, e non stava tipo a insultare le persone, cioè stava lì a vaneggiare proprio, cioè per me il freestyle è sempre stato quello, cercare di evolvere l'aspetto del rap e dell'improvvisazione in maniera molto jazzistica. Lo sento il mio, è il freestyle a cazzo, quanto ne faccio, quanto mi dici, quanto ne mando, quanto sbando, quanto sbanda, come mia mamma dando da bere alla standa, fuori dai tuoi standard, piove come Dio comanda, sei un gaggio, sei un kung fu panda, la gente qui va a stare a banda, uomo gatto, la gente fa il rap, fra te io me ne sbatto. E non si smette dal 96 al 97. Non è tecniche perfette, tecniche pizzette. Giro con Mino a Gabbachela col naso da setter. E voi a casa tutti quanti a farvi le pugnette. Esci con noi e torni a casa coi buffi. Bere cose adaquate, ci son buoni tutti. E se vi vedono, e se vi vedono, e se vi vedono che siete bette brutti, non me ne sbatto un cazzo qui stasera. La tua gente non è ghela, io alla Gabbachela qui alza la tastiera, passa il beat più alto e passa questo microfono che te lo ribalto e Jack spara, il mic te lo imbarro, tutti fumi al ciaro e crunch music. Noi abbiamo consumi ed usi e tu assumi che cosa? La gente si stanca, Torre fuma, fumata bianca come Ratzinger sopra il trono papale. Oh, sei come Cranberry, solo l'istinto animale. La gente sa che ti assale, ti fa assale. È seria, il tuo stile è classico, sì, ma è roba minima perché è minimale che ti picchia in testa. Non c'è più giovanotti qui, fanculo alla tua festa. Entro al party, non per scoparti, per scoquassarti sopra i 4 quarti. Tu non mi batti, la gente sa chi sono io. Vorrei essere anch'io un figlio di Dio, ma Dio risponde cazzo, quello non è figlio mio. In sto mondo di merda voglio lavorare anch'io, come Mauro che fa i tatuaggi. Se non avete tatuaggi come me vuol dire che siete gaggi. Potete mandarvi i vostri omaggi e già usai, ma mi batti sia a maggio mai. Quando poi diventava una roba che, oddio, il pubblico vuole il sangue, magari saliva ai contest, non insultavo nessuno, magari neanche l'altro avversario stava qualcuno, la gente si annoiava. Per me era limitante questo, infatti alla fine con Nepa facevamo così, salivamo sul palco, facevamo freestyle, dicevamo ascoltate, dateci un cazzo di argomento, quindi ci davano l'argomento, che quell'argomento, i cartoni animati, e lì partiva tutta quanta la sequela di discorsi sui cartoni animati. E adesso io non so se ci sono molti ragazzi che fanno ancora freestyle perché ci sono ancora delle battute importanti a livello nazionale. Secondo me non credo che i ragazzi di adesso diano questa importanza al freestyle, perché danno più importanza magari a ok, registro un pezzo, lo faccio uscire, perché è molto più diretto, molto più immediato, ti rapporti subito con il pubblico attraverso i social, no? Ok, quanti ascolti faccio su Spotify, quindi non è più come prima che magari dovevi fare freestyle per farti vedere alla gente, perché dici ok, non riesco a stampare i CD, non mi conosce nessuno, come posso farmi conoscere? Ok, salgo sul palco e improvviso, cioè capito, quando c'era l'open mic. Adesso è molto diverso,
risposta, ma meglio così, perché comunque uno può uscire dalle cose, uscire da casa sua immediatamente senza aspettare per forza una serata. Però diciamo che mentre prima il valore di un rapper era dato anche dal freestyle o comunque dal suo impatto dal vivo, adesso il valore di un rapper credo che sia, almeno in Italia, più basato sugli ascolti, sui numeri che hai, perché tu magari puoi anche essere bravo, ah no, ma hai pochi numeri, e questo effettivamente non mi piace per niente, ma non perché abbia pochi numeri, perché, non lo so, è slegato da tutto quello in cui ho sempre creduto, sarà per quello. Fuori da ogni gioco ed dal tuo albo d'oro faccio solo BPM 78, apri il cofano Aldo Moro. Dal 96 come in via Gradoli, sta roba è Bitches Brew, Voodoo, Jazz Crew, il fottuto Baron Samedi. Estremismo fustiga, 11-9, cadi come ad Ustica, 11-9, questione di gusti, bam, 19. Siete tutti giusti ma unici dove? Già, unici dove? Oddio, io sono un po' avulso adesso alla scena sarda perché non giro più, ma rifaccio le mie canzoni, le pubblico, anche molte persone con cui mi sentivo prima magari non c'è più quel rapporto che c'era un tempo, ma anche perché comunque non ci sono più le gemme, è cambiato tutto adesso, è cambiato veramente tutto e anche i ragazzi nuovi che ci sono adesso organizzano le loro serate, tipo a Sassari organizzano le serate trap e vanno un sacco, chiaramente io per motivi anagrafici magari non è che se no ci andrei, però a livello sardo un tempo, io mi ricordo quando scendevamo in massa, quando su OA di Cagliari organizzava, di Quattro Sant'Elena, organizzava il To The Bidda, e quindi lì c'era questo contesto di freestyle che era un po' le nostre tecniche perfette. Eravamo io, Nepa, lì abbiamo conosciuto i nostri amici di Nuro, di Cagliari, tutte le persone con cui poi abbiamo collaborato nel corso del tempo. Ecco, adesso io non so come funzioni perché io le mie esperienze me le sono fatte all'epoca, nelle jam. Adesso jam ce ne sono sicuramente di meno. A Sassari praticamente organizzano i 4MH una volta all'anno, è ok, quindi grande per questa roba qua. Però non ho più girato anche per motivi di lavoro, che magari hai meno tempo per andare per concerti, anche perché comunque credo che adesso si organizzino più magari dei live con degli artisti da fuori, magari qualcuno apre, però non c'è più quello spirito di una volta, ma non è colpa delle nuove generazioni o colpa nostra, diciamo che va un po' così, ma io penso anche che l'hip hop sia ciclico, quindi magari le cose un giorno torneranno, è un po' come la cosa di Nietzsche, l'eterno ritorno dell'uguale, capito? Sto pensandoci da troppe settimane vuote e distorte, figlie dell'ennesima notte, dietro quella coltre di contraddizioni contorte. Stanco di tirarmela a sorte, più si aprono porte, più mi chiudo dentro me stesso. Forse perché non sono più lo stesso. La verità è che sono come il mio laptop, quando sono pieno resetto e ne ho le palle piene di passare casini vivi per fare poi redimerti adorando i santini. E nel mio caso ciò che esprime sotto esame, se tiri rimani in gioco ma in sospeso sulle spine come pane fuochi. Per quanto riguarda il mio stile, affonda le sue radici nel G-Funk, perché io vengo da Portoscuso, che è il posto dove è nato tutto il discorso che c'è intorno alla Fossa, gruppo di cui ho fatto parte, con i quali ho collaborato a fare l'ultimo album, La Tomba dei Giganti, assieme a Wixo, che praticamente considero il mio mentore. Se non fosse stato per loro, se non avessi ascoltato il loro primo disco nel 1999 circa, se non avessi ascoltato tra l'altro anche Wes Isla, probabilmente adesso non farei il rap, avrei continuato a fare il breaker. E il mio stile quindi nei primi anni, diciamo, si sofferma sul G-Funk e sul gangsta rap. A seguito invece poi, a metà del primo decennio del 2000, di una mia partenza a fare il fonico a Brindisi, ho iniziato a mischiare alle sonorità tipiche del G-Funk delle sonorità più caraibiche, più reggae appunto. Sicché si può dire che la mia influenza nella musica in generale provenga innanzitutto dal gangsta rap, dal G-Funk, e poi dal reggae, dal dancehall, da tutta quella che è la cultura giamaicana. Infatti gran parte delle mie canzoni subiscono questa influenza, anche delle più recenti. Stavo con mio frero se la calle, occhiali Versace vedi solo me. E scusami se sono un po' distante, ma le stelle chiamano il mio nome, E tu mi guardi di traverso dallo specchio, io ti ammiro tipo di anno da sopra il mio letto. Mai stato così vicino a parlare di successo, muoio quando mi sussurri, te l'avevo detto. E giuro che ti seguo in capo al mondo, non importa dove vai, riva
al mare dall'alba al tramonto, per dimenticarci qua. Resta con me, io non quiero nada a parte te, solo te, senza niente addosso, stesa sopra il parquet, e la notte a far la diabla dentro il river. Ci sono sicuramente altri generi che hanno influenzato, tra cui il soul anni 70, il funk appunto, e anche un po' di musica techno in realtà. A me è sempre piaciuto sperimentare, mi considero uno sperimentatore, e in effetti forse il mio punto di forza e anche il mio difetto è quello di presentare al pubblico sempre dei lavori completamente diversi l'uno dall'altro, a partire soprattutto dal 2010 in poi, perché magari un giorno me ne esco con un disco completamente G-Funk, il giorno dopo me ne esco con un disco dancehall. Diciamo che non sono mai riuscito a soffermarmi, a stare fermo su un genere, perché lo trovo molto limitante dal punto di vista artistico. Secondo me non ci si può definire artisti se si esclude la possibilità di contaminare i propri prodotti con qualcosa di diverso da quello che è la linea guida culturale che si dovrebbe seguire, no? Io sono sempre stato un po' insofferente in questo senso. Sto parlando dell'hip hop. L'hip hop tende ad essere molto inquadrato, sicché se inizio a fare hardcore continuerò a fare hardcore tutta la vita. Per me questo è sbagliato. Per me è sempre bene collaborare con artisti che si occupano di altri tipi di musica, di altri generi, in modo da imparare a ampliare le proprie visioni e tirare fuori un prodotto che controcoglioni. Scontati come certe rime sui 90, sparate sui fratelli che ce l'hanno fatta, ma attenti a fare propaganda in piazza che si sanno usate il nostro culo peggio della bamba. La mia generazione mi piace definirla come la generazione di mezzo. Io penso che, mi piace in maniera un po' così, no? Mi piace definirci un po' gli storici dell'hip hop italiano, per via del fatto che quelli che venivano prima di noi hanno interpretato l'hip hop per come gli veniva, per come gli arrivava dagli Stati Uniti. Noi invece, quelli che hanno iniziato tra il 1996, il 99 e il 2000, forse sono i primi storici dell'hip hop italiano, perché sono quelli che si sono trovati non solo a dover interpretare quegli insegnamenti che comunque venivano dalla cultura americana, strettamente americana, ma anche da quella italiana. Infatti noi abbiamo iniziato nel periodo in cui c'era il culmine della Golden Age, al confine con quel momento tragico tra il 2000 e il 2001 in cui c'è stato il crollo discografico con l'avvento di internet e gli MP3, sicché ci siamo trovati il peso sulle spalle di dover protrarre la cultura hip hop in Sardegna, per quanto riguarda me nel Sulcis, oltre quella disinteresse totale verso la cultura che c'era in quel periodo. C'era stato proprio un crollo, e ricordo che nessuno si interessava più all'hip hop all'epoca, sicché un gruppo di ragazzi qui appartenenti a diverse crew, tra cui lo Zar, Ipno, all'epoca Zio Tilt, che era SZ Tilt, e me, ci occupavamo di creare delle situazioni in cui la cultura hip hop poteva essere protratta, portata avanti, tramandata. Quindi abbiamo organizzato tutte le jam fondamentalmente che ci sono state tra il 2001, diciamo 2002, fino al 2008 e oltre. E parlo di peso sulle spalle perché, dato una sorta di oscurantismo che c'era stato sui gruppi di vecchia data, dato il fatto che molti gruppi dell'old school, cioè comunque della Golden Age, si erano sciolti, tutto era su di noi. Quindi sì, c'è stato il lato positivo di portare avanti la cultura, ci sono stati anche degli errori perché comunque eravamo ragazzini, però diciamo che ci siamo mossi nel senso di portare a quello che è oggi un tramandarsi della cultura hip hop anche tra i ragazzi di oggi che fanno la trap, per dire. I ragazzi che fanno la trap oggi sanno benissimo che eravamo noi, perché quando erano più piccoli hanno partecipato alle nostre jam. Bevuta con me, ti piace il suono, la canti con me
mentre ti insapono. E non dimmi che vuoi restare con me perché ti conosco. Vuoi le mazzette e la mazza di cash, baby capiscimi proprio non posso. Spendo solo per me, i tacchi di Armani a te non te li compro perché vivo al giorno. Oggi c'ho i soldi, domani non so, quindi li brucio in un giorno. Per quanto riguarda le nuove generazioni, ho notato che c'è una chiusura che io ho già vissuto sulla mia pelle. Parlo della trap. Quando abbiamo iniziato negli anni 2000, abbiamo iniziato a portare quello che era il sound, diciamo, del Dirty South, no? Il South Bounce, il primo autotune, queste cose qua. Ci siamo sentiti attaccati da quella che era la scena che veniva prima, no? Quella della Golden Age. Ci veniva detto che eravamo insomma, che non facevamo l'hip hop, che l'hip hop non era una cosa, non avevamo l'attitudine per l'hip hop, invece ci davamo alle cose pop, le cose commerciali, eccetera. In realtà penso che tutto sommato stiamo andando alla grande e che non è un errore che dovremmo ripetere noi nei confronti delle nuove generazioni. Le nuove generazioni giustamente si stanno rapportando a quello che è il suono lead di adesso. Secondo me è completamente controproducente andare contro quello che fanno loro, perché a loro modo loro stanno manifestando comunque tutta una serie di disagi sociali a loro modo, rapportato agli anni di oggi, rapportato ad oggi, che noi a nostra volta abbiamo fatto e quelli che venivano prima hanno fatto. Secondo me ogni epoca ha un messaggio sociale da tramandare, da esprimere. Quindi trovo decisamente controproducente cercare di boicottare praticamente questi ragazzi, non riconoscendogli il fatto che in realtà stanno portando avanti l'hip hop, certo in un'altra forma, ma è anche vero che noi negli anni 2000 non facevamo nemmeno, cioè quello che facevamo noi non era neanche vicino minimamente a quello che si faceva nel 1993, per dire, eppure abbiamo portato avanti l'hip hop. Io ho fiducia che questi ragazzi oggi che fanno la trap, sì, che adesso non voglio parlare di evoluzione del rap o cose, è comunque musica black, è comunque hip hop, quindi penso che questi ragazzi stiano portando avanti la cultura e secondo me è giusto promuoverli, produrli, portarli avanti. Oggi si parla c'è tutto quel discorso che riguarda il marketing, no? Che prima non c'era, o almeno c'era ma era taciuto. È giusto che noi produttori, e io mi metto per primo, è giusto che noi produttori invece di chiuderci ci apriamo a vedere che effettivamente questi ragazzi possono portare avanti se stessi e anche noi, portare avanti anche il nostro di messaggio. Da sotto i palazzini che c'è il mio nome, ya. Non so se ricordi, ya, che hai creato questo, ya. Da tempo sto fuori di casa, fuori dalla strada, ma qua dentro il blocco mi chiamano fra. Quello che ho me lo so guadagnato sudando, non mi ha dato i soldi papà. Bitch, le cose sentateci ma non si rich. Parlano di prendersi tutto il posto solo con parole vestendosi kitsch. Per bene sì, morali sì, e tu nel look di Gabriele Le Chic. Fa la morale ma questi su Instagram si fa la sega sui profili teen. Diciamo che io sono un po' quello che ha portato il G-Funk al di fuori della Sardegna. Sono quello che ha fatto le collaborazioni con gli Stati Uniti. Ho cercato sempre di portare il suono G-Funk italiano all'estero, perché so che all'estero c'è un mercato abbastanza florido per il G-Funk e mi sembrava giusto portare fuori quello che era il nostro di messaggio da un punto di vista G-Funk, diciamo. Con la Blue Rent abbiamo fatto collaborazioni con personaggi importanti, diciamo da CD, dei Lynch Mob, no? La crew di Ice Cube, Domino, personaggi che comunque negli anni 90 hanno fatto la storia dell'hip hop West Coast. Sono anche abbastanza fiero di questo, perché anche discutere, poter parlare, avere l'occasione di poter parlare con questi personaggi che hanno fatto parte del mainstream americano, attenzione, è stato formante per me, cioè mi ha aiutato ad avere un'apertura non indifferente. Inoltre mi ha insegnato un sacco per quanto riguarda la cultura hip hop vera, nativa, americana. E devo tutto questo sempre in realtà a quelli che sono i miei mentori, ovvero La Fossa, e la prima collaborazione che ho fatto all'estero è stata niente proprio di meno che con MC8, grazie a un pezzo dell'ultimo album della Fossa. È sempre in tema di apertura, secondo me è molto importante collaborare con quelli che vengono da altre realtà, perché solo così si ha una completezza nella visione che è l'hip hop. Che cerchi di capirmi, io
che pensa a fare i dischi e a far più soldi di quanti tu li abbia mai visti. Sì, lo faccio per me, non per te, non per noi, non c'è noi. Ho smesso da tempo di crederci, fallo tu se vuoi. Fai un po' come se mi importasse, tanto inutile che parlo, sì, non è importante. Sono lunatico, sono costante, la mia luna gira troppo veloce, colpa dell'arte. E scusami se sono distante, ma i miei demoni mi chiamano e tu non ne vuoi far parte. Sulla scena sarda da dire che è sicuramente un caso particolare, per quanto mi riguarda, nella scena hip hop italiana, perché noi abbiamo la particolarità di avere una scena nostra, un mainstream nostro, un underground nostro, interno a quello che è il mainstream e l'underground italiano. Almeno mi sembra di vederla, cioè la vedo un po' così. Diciamo che quello che penso è che abbiamo la particolarità di essere sempre stati quelli con più creatività, sia nel flow, sia nella ricerca del sound, sia nell'atteggiamento, nel portare avanti un ideale, nel portare avanti un messaggio. Dico questo perché basta vedere il passato e il presente. Pensiamo ai Sarrazza. I Sarrazza hanno portato il G-Funk, cioè hanno letteralmente portato un sottogenere dell'hip hop pressoché sconosciuto all'interno di quella che era la scena italiana, che si occupava per lo più di hardcore, di questioni politiche, che io sappia, cioè era l'epoca delle posse ancora. Oggi invece abbiamo Salmo. Salmo ha portato la dubstep, cioè ha mischiato il rap alla dubstep, ha portato innovazione. Siamo sempre stati degli innovatori, ecco. Il problema nostro, però allo stesso tempo, è che praticamente ci facciamo guerra tra di noi, cioè perdiamo più tempo a farci la guerra tra di noi, ritenendo che ognuno di noi sia il migliore, senza considerare il fatto che però in realtà siamo i migliori tutti assieme. Se il giorno in cui la scena sarda capirà che è migliore nel contesto italiano, sarà il giorno in cui tutti i rapper sardi, che si sono fatti il mazzo, saranno parte del mainstream, non solo una identità tra le tante, ma tutti. Ascoltami bene, ascolta sta voce mia. Se occhi sono di da saruga, da saia. Sa realtare questa e non da inventare. Fare il mio ascolta, non sono di una cazzara. Non tengo traballo, non tengo di nai. Scetti su tanto questo canto bastavo campai. S'alternativa è questa, immigrai a Suso. Sa fabbrica è rara, sa miniera non c'è più. Ma sa terra mia non da bolla abbandonai. Mi devo accontentai e mi fai sfruttai. San tutti di una se rendi. Non avarisi sta ruga, non te di basta scendi. E se si forte orgoglioso, furiari. Non avarisi firmo, moveri. Ci sono nasciuti, ci sono vivi e sta seconda tua mia. Ma tu non voglio morri, morri sa ia. Allora, per quanto riguarda il mio stile, inizialmente mi sono dedicato al G-Funk e alle campane, perché a me piacciono un sacco le campane, potete sapere. Le ho prese in stile da Dr. Dre, le metto in ogni cazzo di pezzo. Sono belle, infatti abbiamo scelto questa location perché ci sono le campane sotto fuori. A me piacciono un sacco, cazzo. Volevo fare il fratto.